Ultima corsa, premio Sisal Match Point Comacchio, cavalli anziani a reclamare, sono in 10 al via dopo il ritiro del numero 2 Taylor Griff. Stacco della macchina, veloce, Urasi Lux cerca di scavalcare Sognatore Adri, a largo anche Sharon Pride, riesce la manovra Walter D'Ambrogio. Con di fuori Sharon Pride che attacca, Sognatore Adri che si mantiene incollato alla schiena di Urasi Lux, poi gli altri tutti più indietro, viene fuori addirittura un 13,9, ritmo rovente per i primi 200 metri, insiste Marco Volpato ma Walter D'Ambrogio dice no e Sognatore Adri rimane secondo, alla fine non può che mettersi terzo Marco Volpato con Sharon Pride, 27,8 i primi 400 metri. Probabilmente pagheranno alla fine questo sforzo i primi tre, ma intanto vediamo gli altri avanzare con Taintuer in quarta posizione, 600 metri in 43,2, nonostante sia una reclamare molto bassa. Siamo al passaggio davanti alle tribune, è sempre in vantaggio Urasi Lux a precedere Sognatore Adri, Sharon Pride, poi numero 7 Uragano Spritz squalificato, Roxy Viking sul quale Giorgio Cassani. Poi numero vediamo 1 anche Verback Tiago Very Di Nice Ruggi, il gran favorito che è in sesta posizione. Siamo sempre ormai al chilometro passato da Urasi Lux in 1:12,9, siamo a reclamare 4.000, Sognatore Adri in seconda posizione, ora Roxy Viking avanza in terza ruota trovando però l'anticipo di Taitouer. Frazione delle scuderie passate da Urasi Lux in 14,8, ma ancora una lunghezza di vantaggio su Sognatore Adri. Poi vediamo il 9 di Taitouer e il 5 di Roxy Viking. Si avvicina anche Tiago Di Ruggi, ma non è esplosivo come forse ci si aspettava. Ultima curva passata in 16, sono tutti veramente stanchi, con in vantaggio Urasi Lux, a centropista c'è Roxy Viking, di dentro Taitouer, ultimi 50 metri, ci prova Roxy Viking su Urasi Lux e sul palo probabilmente Roxy Viking e Giorgio Cassani vengono a vincere questa ultima corsa. Roxy Viking ha provato lo spunto ai 600 finali. L'allievo di Paolo Pietro Paoli, rivediamo la retta d'arrivo con Urasi Lux che pensava ormai avercela fatta di dentro Taitouer, ma ecco subentrare la sagoma di Roxy Viking, la figlia di Opal Viking, che con l'ultimo guizzo riesce a beffare Urasi Lux e portare la vittoria a Giorgio Cassani e a Paolo Pietro Paoli alla quota di 13,33. Quindi si conclude con una sorpresa questa giornata del Super Frustino 2019 Tommaso Grassi Hayward, nella quale ricordiamo Gianvito D'Ambrosio ha ottenuto l'accesso per la finale, e l'appuntamento per Cesena è per venerdì e sabato con, ricordiamo, sabato il premio Riccardo Grassi, ma venerdì anche un'altra giornata di corse.